parte. E visto che parliamo di cinema, andiamo direttamente a Venezia, alla mostra del cinema di Venezia. Abbiamo con noi un inviato particolare, perché oggi ci farà da inviato, speriamo non voglia essere pagato per questo, perché non ne abbiamo. Abbiamo Cristiano Corazzari, che è assessore alla cultura alla Regione Veneto. Ciao Cristiano, buongiorno, benvenuto. Ciao a tutti voi, spero mi sentiate, perché qua siamo all'Hotel Excelsior, all'interno di quello che è lo spazio della Regione del Veneto dedicato alla mostra del cinema. Come vedete alle mie spalle abbiamo l'ingresso, uno spazio che la Regione del Veneto promuove e gestisce per rappresentare le tante iniziative legate al mondo del cinema, dell'audiovisivo che si sviluppano nel nostro territorio, grazie al fatto che la Regione del Veneto è diventata una regione leader a livello nazionale per quanto riguarda il cinema e l'audiovisivo. Abbiamo investito tanti fondi strutturali per attirare produzioni, fiction, film, documentari in Veneto. Abbiamo una film commission regionale che sta lavorando molto bene per portarci a livello delle regioni che erano le più avanzate, ma che oggi vedono nel Veneto un punto di riferimento. Questa, come potete vedere, facci vedere un po', dai, fai l'inviato, vai. Beh, io adesso entrerò per farvi vedere cosa si sta facendo. Una delle 80 manifestazioni che ci danno il cambio all'interno dello spazio, vedete? Certo. Vabbè, per chi ascolta da casa e non vede, ecco, ci sono delle persone sedute. Eccola qua. Descrivici anche a voce, perché ascoltano per radio anche. Non senti perché sei all'interno della struttura. Voi siete alle Chelsea, quindi com'è andata Cristiano la prima giornata con i VIP che arrivavano, Angelina Jolie eccetera eccetera? Tu li hai visti? Beh, allora c'è stata una grande inaugurazione con Tim Burton e tutto lo staff del film Beetlejuice, con naturalmente la Ortega, bellissima, con i grandi attori che hanno fatto questo remake, che assolutamente è stato un grande successo. Ieri abbiamo avuto Angelina Jolie e naturalmente anche in questo caso un grande successo. Diciamo che dopo lo sciopero degli sceneggiatori americani stiamo riscoprendo la importante presenza di Hollywood qua a Venezia. Venezia torna ad essere veramente una vetrina mondiale per il cinema e il Veneto è protagonista a Venezia. Ecco, senti, come Veneto, quali sono i progetti che il Veneto ha prodotto e che vedremo magari in televisione prossimamente o sul grande schermo? Guardate, non vorrei darvi anticipazioni, ma abbiamo dei grandi progetti che sono avviati, che sono in corso di realizzazione, con grandi attori americani. Pensate a Cliffhanger 1, si sta lavorando per il Cliffhanger 2 sulle nostre Dolomiti. Abbiamo dato servizio a più di 150 produzioni nel corso degli ultimi 3 anni, sia come fiction e sia come grandi produzioni di film. Il Veneto è un set ideale grazie alla varietà da un punto di vista naturale e culturale delle nostre città d'arte, e si sta dimostrando anche una terra particolarmente accogliente non solo per i contributi che diamo, ma anche per le professionalità che si trovano nella nostra regione. L'industria del cinema porta un indotto importante in termini di occupazione, di sviluppo, di ricettività turistica e di promozione del territorio. Quindi stiamo investendo molto in questo settore. Ecco, senti, visto considerato che ti faccio una richiesta, visto considerato che sei lì all'Excelsior e non hai lontano la terrazza, ti vai a fare un giro in terrazza, ci porti in terrazza all'Excelsior? Certo, ma ci mancherebbe altro. È lì vicino. Senti, e invece, dimmi, vai. Uscirò con effetti speciali. Lo so. Allora, Cristiano Corazzari ci sta facendo vedere l'eccesso com'è in questo momento e vedete anche le strutture che sono già pronte per accogliere i visitatori e anche i VIP che arriveranno. Cristiano, invece domanda che ti voglio fare per quanto riguarda invece il Polesine, sempre più produzioni cinematografiche, l'ultima poi a Rosolina Mare qualche giorno fa, stanno scegliendo il Delta del Po, il Polesine. Come mai secondo te? Innanzitutto perché è una terra unica per le proprie caratteristiche, per la bellezza dal punto di vista naturale, ma anche perché stiamo dando un incentivo a quelle produzioni che vanno a lavorare, a insediarsi
fuori dai centri più tradizionali. A Venezia tutti vanno, a Verona sono sicuramente attrattivi già per propria caratteristica. Noi diamo un punteggio maggiore nei contributi che assegniamo a chi va a realizzare le produzioni fuori dai circuiti tradizionali e quindi andare a scoprire delle parti della nostra regione come il Delta del Po ed altre aree che sono assolutamente interessanti, d'eccellenza, e che hanno questa grande opportunità di essere sede di produzioni di cinema, di fiction. Senti, il piccolo padiglione o lo spazio, mi piace chiamarlo padiglione, è dedicato alla Regione Veneto. Fino a quando rimarrà lì? Per tutta la durata del festival? Esattamente, noi chiudiamo con la chiusura del festival alla fine della prossima settimana. Perfetto, Cristiano Corazzari, assessore alla cultura della Regione Veneto, oggi è stato il nostro inviato da Venezia e quindi grazie Cristiano. So che ci sono anche delle brutte compagnie lì. Sì, ma bisogna stare attenti alle brutte compagnie. Le brutte compagnie. Cristiano, me lo insegni anche tu. Ogni tanto, sì, ma io non posso più. Allora, Cristiano, grazie, un abbraccio e buon lavoro, grazie ancora. Ciao a tutti. Buona giornata, buon lavoro. Radio. Un'emozione dietro l'altra.